Già da 2 settimane Andrea Finocchiaro Aprile e Antonio Varvaro languiscono nell'isola di Ponza. Il sequestro delle loro persone avvenuto per ordine del governo italiano è un'offesa al diritto di ogni cittadino, a ogni più elementare libertà, a qualsiasi principio di democrazia. È un'offesa a noi tutti siciliani che consideriamo questi uomini come due fra i migliori difensori della nostra patria, siciliani. L'arbitrario arresto, le misure poliziesche che infieriscono contro i nostri patrioti, così come non hanno sgomentato loro, non sgomenteranno neanche noi. Da troppo lungo tempo conosciamo i sistemi dei governi d'Italia, passati, presenti e futuri. La causa per la quale combattiamo è giusta, è benedetta da Dio, abbiate fede e perseverate. La vittoria del nostro diritto non potrà mancare. Siciliani, perseveriamo nella lotta, è un preciso dovere verso coloro che hanno consacrato col proprio sangue la bellezza del nostro ideale, verso quelle centinaia di giovani nostri che soffrono nelle carceri italiane e che aspettano da noi la libertà e la vita. Il mondo tutto ha gli occhi rivolti verso di noi, verso questo popolo oppresso che altro non chiede se non giustizia, che altro non chiede se non riacquistare ciò che violenza e frode gli tolsero, la libertà di deporre, di disporre di sé medesimo. Viva la libertà, viva la Sicilia indipendente. Palermo, ottobre 1945, stampato su una carta velina quasi impalpabile.